Buongiorno ragazzi, allora oggi vi porto a vedere il nuraghe femminedda. Allora, stando attenti chiaramente perché qui quando comincia a fare un po' di caldo spuntano le zecche. È uno dei problemi di questi posti in campagna. Allora, del nuraghe femminedda abbiamo parlato tempo fa, vi ricorderete l'articolo. Ho avuto delle segnalazioni. Sostanzialmente si diceva che in questa zona, proprio attorno al nuraghe, comparirebbe questa dama bianca, uno spirito di donna, di cui poi, va bene, vi ho parlato altre volte, quindi magari potete guardare sui link che metterò in descrizione. Allora, qua il percorso è interessante perché è stato creato un percorso con del ciottolato. Non aspettatevi granché perché comunque il nuraghe non è in ottime condizioni. Il motivo per cui si chiami femminedda, in effetti, potrebbe essere proprio quello di qualche morte violenta che possa esserci stata in tempi passati. Perché ne esiste un altro, adesso non mi ricordo esattamente se sia nella zona del Sassarese, e anche lì c'è un nuraghe chiamato femminedda e il motivo è esattamente quello. Si narra la leggenda che una donna sia stata uccisa presso i nuraghe e quindi ci sia lo spirito, tutte queste storie, queste leggende popolari che nascono. Ora cerchiamo di arrampicarci un pochino e poi magari vi faccio vedere proprio quando arriviamo alla struttura. E c'è anche un bel panorama, merita. Ok, allora siamo circa a metà salita. Ormai qua diciamo che è la parte più facile. Abbiamo superato, come vedete, c'è una zona che era completamente tappata, rovi, spine di ogni tipo. Poi vi faccio vedere una cosa, guardate qua. Allora, qui, non so se vedete, sto ingrandendo un po'. Comunque quello è su semaforo, quindi si vede un po' tutta la zona. Vi faccio vedere un po' il panorama. Ok. Allora, la cosa interessante è che adesso non ricordo se erano 4-5 anni fa, sono venuto qui e mi era stato prestato uno spirit box. Le parole che erano uscite da questo apparecchio erano morto, vendetta e qualcos'altro del genere che ora non ricordo. Quindi non so, io francamente non credo all'utilizzo di questi apparecchi, che secondo me sono delle attrezzature da ciarlatano moderno, diciamo. Non voglio offendere nessuno, però non credo tanto a questo tipo di apparecchiatura. Però diciamo che mi aveva positivamente colpito. Ok, allora siamo quasi arrivati. Questo che vedete davanti è il nuraghe. Come vedete non c'è granché, è solo, ormai è tutto crollato. Lascio giudicare voi. Il panorama, una volta superata la collina, è davvero bello. Quindi ora qua, come vedete, ecco, il percorso viene di nuovo interrotto. Non è che ci passi molta gente qua, eh? Questo è il nuraghe, è questa cosa che vedete. Ok? Allora, se non ricordo male c'era una panca, qualcosa del genere qui di fronte. Eccoci qua. E infatti, questo è il punto da cui avevo misurato, avevo fatto gli esperimenti con lo Spirit Box. Non c'è davvero altro. Questo è il nuraghe femminedda. Ora cerchiamo un po' di infilarci tra le sterpaglie e vediamo se riesco a farvelo vedere un po' più da vicino. Perché comunque qua la vegetazione è cresciuta tantissimo. Dall'ultima volta che sono passato è cambiato in maniera incredibile.
E non so davvero se riesco a farvelo vedere. È tutto coperto dagli alberi, da non credere. Vediamo un po'. No, 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 no. Purtroppo no, non si vede. È tutto coperto. E siccome mi ricordo che c'era qualche fosso da queste parti, e sono solo come al solito, purtroppo risulta un po' difficile. Non voglio rischiare di rimanere qua bloccato. Allora, sì. Quindi mi sa che il punto migliore di osservazione era proprio quello che vi ho fatto vedere prima, a meno che non riusciamo a salire qua sopra, e penso che queste sono già le pietre del nuraghe, ragazzi. Ah, sì, 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 eccolo. Ok, ok, l'ho trovato. Questo è il nuraghe femminedda, non c'è altro. Sono sulla sua sommità adesso. Ok, ecco qua. Ecco qui, qua potete vedere. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati. Voi vedete spiriti? Io non ne vedo. Onestamente credo che sia più una leggenda che altro, anche se, insomma, non penso che anche gli spiriti siano sempre nello suo punto a passarsi le serate, no? Questo è il panorama che si può vedere da qui, come vi ho raccontato, me lo ricordavo che era bellissimo. Ok, allora, sono riuscito a farvi vedere questo posto, sono riuscito a farlo senza storpiarmi, che è già un buon risultato, perché di solito ci lascio sempre un dito o una gamba. E niente, allora, così avete visto anche questo posto di cui vi ho parlato tempo fa. Pian piano spero di potervi raccontare tutti questi posti, farveli vedere, in modo che ci sia un legame tra quello che racconto e quello che effettivamente è. Insomma, non sono cose che invento, ragazzi. Io giro, cerco, leggo le leggende, queste cose, per pura passione, chiaramente, ma mi fa piacere anche potervi raccontare una storia differente da quella che compare sui libri. Quindi per oggi è tutto, spero che vi sia piaciuta anche questa escursione in miniatura e alla prossima volta. Ne ho già qualcuna in mente, quindi vedremo. Alla prossima, ragazzi!